Salve a tutti, bentrovati in Qui Sicilia, la trasmissione settimanale a cura del laboratorio politico Alba Siciliana, con chi vi parla e l'amico Salvatore Ginaprelli. Buonasera. E allora, Salvatore, qui dovremmo cominciare sempre dalle nostre cose più vicine, poi però sono notizie di cronaca che ci portano brutalmente a livello internazionale, quindi diciamo che arriveremo rapidamente a quella dimensione. Io nei giorni che ci hanno separato dalla scorsa trasmissione, come tutti noi abbiamo visto un po' cosa stava succedendo, questo affannoso lavorio, giustamente per tutte le forze politiche, per chi è nuovo all'avventura elettorale e gli si richiede di raccogliere le firme. Sappiamo che questa è la priorità, ma se vogliamo la notizia più significativa è stata questa mossa, questa reale rinuncia ad essere il rappresentante dell'alleanza di centrodestra, insomma la ricandidatura del presidente Musumeci alla regione, che apre molte incognite, perché in effetti non è che c'era un'altra figura pronta in un qualche modo, per cui rischia possibilmente di favorire soltanto la controparte di centrosinistra, in una sorta di alternanza programmata in cui ad ogni mandato elettorale si dice io faccio in modo che vinci tu, e lo si fa a turno in un certo senso. Così quando vinse nel 2012 Crocetta, il rappresentante del centrosinistra, è stato tutto merito del centrodestra, mi pare, che senza andare a ricordare le solite storie, ma era evidente questo, e può darsi che sia la stessa cosa anche oggi. Tu avevi già accennato a questa ipotesi, sei dell'idea che sarà l'ultima parola questa, o c'è ancora un margine per fare un altro passo avanti, passo indietro da parte di Musumeci, e secondo te come se la risolvono in un certo senso? No, passi indietro no, non credo perché allora avevano portato la Prestigiacomo, però adesso le ultime notizie sono che Berlusconi non la vede molto morbida appunto per quanto riguarda gli emigrati, i migranti. Sentivo che forse volevano candidare Schifani, mi sembra. E quindi penso che può darsi che si raggiunga l'accordo su questo nome qui. Perché la Russa ha detto sì, è in gamba, insomma, così, lo accetterebbero. Va? E secondo te questa configurazione accettata dalle segreterie dei partiti nazionali a Roma poi nel riflesso effettivamente dal punto di vista del voto, degli orientamenti degli elettori, funziona, o è, come io immagino conseguenzialmente, non so se intenzionalmente, un gettare la spugna a favore della controparte? Ma secondo me sia a livello nazionale che a livello regionale non capisco questi comportamenti. Sembra proprio che vogliano perdere. Cioè quando si mettono a discutere sul premier o no, chi deve essere il premier, ancora prima delle elezioni, quando fanno questi giochetti qua così, io penso che stanno facendo di tutto per arrivare un passo indietro.
Se poi vogliamo dirla tutta, il diverso sistema di definizione del capo del governo, diciamo, essendoci il presidenzialismo alla regione, e quindi lo devi dire prima chi è il candidato, questa cosa è una forzatura, tra virgolette, nel senso che costringe a uscire fuori un nome. Per quanto riguarda il governo nazionale è ancora un problema di orientamento annunciato, ma poi anche dopo il voto c'è sempre lo spazio di definizione. Chi dice di volere la formula presidenzialista anche finalmente, tra virgolette, che è stata quasi, se vogliamo, messa alla prova, è stata collaudata dopo la lunga stagione della quarantena post-fascista. Sembra quasi un esperimento, no? Come un sondaggio di mercato, se vuoi. Prima nei comuni, no? Dal 93, se non usciva qualche duce di qualche paesello, insomma qualcuno un po' troppo... e tutto sommato di queste forme di revival mussoliniani non ne sono uscite. E allora poi nel 2000, quando è stato, l'hanno esteso anche alle regioni. Per le province non mi ricordo come è andata la cosa, ma tanto ormai non ci sono più, quindi non ci interessa. Ora, dopo tutti questi anni di prova, dopo 30 anni di sperimentazione, si vede un po' appunto cosa potrebbe succedere mettendo anche la definizione del candidato premier in campagna elettorale. Però, appunto, dicevamo, poi queste coalizioni devono tirare fuori un nome e pare che la cosa non gli venga molto facile. Ma nel programma, sentivo che nel programma del centrodestra uno dei punti è il presidenzialismo, cioè modificare la Costituzione nel senso presidenziale e non parlamentare. Quindi diciamo che l'orientamento è quello. Poi magari vengono attaccati dalla sinistra, anche perché qualcuno ha detto che nel caso passasse la riforma della Costituzione in senso presidenziale, Mattarella si dovrebbe dimettere. E allora grida della sinistra, eccetera. Sì, vabbè, questo è un effetto collaterale, sinceramente non è neanche così significativo, serve solo per fare un po' di cagnara. Vabbè. Ma vedi, fanno solo cagnara, si attaccano su questioni proprio, cioè sono quei litigi da cortile, ma poi di cose reali che interessano alle persone non ne parlano. Cioè, adesso hanno tirato fuori di nuovo il ponte, se non ci fosse stata la sinistra il ponte già era da decenni che era già pronto, si perdono in queste cose. Poi voglio dire, da 76 anni, bene o male, anche se prima c'era la Democrazia Cristiana, comunque sono persone che poi troviamo sempre lì, si sono scambiati, diciamo, le parti, prima uno a governo, poi un altro, eccetera, e non hanno mai le formule giuste per risolvere le questioni fondamentali del paese e degli italiani. Quando è in campagna elettorale hanno tutte le formule magiche, eccetera. Però proprio di formule magiche mancano, ne stanno a parte il ponte, ma poi alla fine stanno a litigare che il centrodestra è pericoloso, sono fascisti. C'è un crollo di serietà, ammesso che lo siano stati nel passato, e la gente è sempre più sfiduciata. Ecco, io prima di passare rapidamente alla politica nazionale, già un pochino qualcosa stavamo dicendo, però volevo concludere la panoramica del nostro contesto isolano con una riflessione, insomma, che ho maturato in questi giorni e che ti volevo proporre, perché è chiaro che non ha deciso nessuno, diciamo, non è colpa di nessuno, è inutile fare polemiche su questo, ma la sovrapposizione tra i due momenti elettorali, come già avevamo detto, fa un po' sbiadire in un certo senso la centralità del momento regionale, per forza di cose, insomma.
Di fronte a questo dato di fatto c'è chi però si ostina in qualche modo a considerare ancora prioritario, se non addirittura come l'unico momento significativo per l'espressione del cittadino, per il destino dei siciliani, diciamo così, per quella parte che passa dalla politica, le elezioni regionali. E quindi, per esempio, nel sostenere candidati o espressioni locali, appunto come l'espressione del sicilianismo di Siciliani Liberi con Eliana Esposito, pone questa crociata, questa battaglia, pienamente legittima ovviamente, nella formula dell'unica possibile risposta non di regime, non di sistema per l'elettore, laddove dall'altra parte una delle alternative su cui tra l'altro, come ben sappiamo, sono andati a convergere molti anche nostri conoscenti, in particolare quelli radunati sotto la sigla del Movimento Siciliano d'Azione, MSA, che proprio ufficialmente, no, si è accodato, diciamo, alla candidatura di De Luca. Il motivo quale sarebbe invece per non assolutamente considerare l'opzione De Luca, ma appunto cercare di riesumare un partito che per 5 anni è stato, diciamo, nella naftalina, e una candidata che ha un unico difetto, per quanto mi riguarda io neanche l'ho mai sentita parlare, quindi è un difetto di mancato contatto con l'elettorato, se vogliamo, e purtroppo durante le elezioni questo conta. De Luca viene visto come il fumo negli occhi in un certo senso, perché nel corso dei 2 anni che ci stanno alle spalle di psicopandemia e problematiche riguardanti le politiche nazionali e locali di caccia al virus, si sarebbe distinto il signor De Luca, come un po' anche il collega De Luca omonimo, governatore della Campania, ma un po' come tutti, voglio dire, nel grande partito del Covid a fare la caccia all'untore, blocchiamo lo stretto, insomma tutte quelle robe lì che sappiamo e che io personalmente ho contestato giorno per giorno, diciamo, man mano che venivano fuori come un delirio sempre più delirante, comprese le punte di assurdità del vietare ai cittadini di entrare negli uffici pubblici, cosa che poi è stata ritirata perché è completamente illegale, insomma tutte queste amenità. E da questo punto di vista io posso essere anche d'accordo sul fatto che certo chi si è messo con zelo, anche da sindaco, in qualsiasi ruolo, appresso a questa roba, certo non ha né la mia stima né la mia riconoscenza, meno che mai. Però, posto che le libertà dei cittadini e questa forma di oppressione, questa forma di persecuzione, che tra l'altro potrebbe anche tornare, insomma, con altre scuse, non possiamo nascondere che è nata a livello nazionale, perché se non c'era prima Conte e poi dopo di lui anche Draghi, a forza di decreti, di PCM e compagnia, e i ministri legati a quei governi, certo gli enti locali di suo non potevano muovere un passo in quel senso, cioè la catena di comando è molto chiara, c'è poco da dire su questo. E allora se quel fattore, cioè come il signor politico di turno si è comportato in queste fasi, se ha difeso la libertà e l'autodeterminazione dei cittadini oppure no, è stato un capò, un secondino se vogliamo, un carceriere di tutti gli italiani o di quelli che aveva sotto mano, oppure no, allora se noi non vogliamo che tornino questo tipo di persone, dovremmo dimenticarci quasi completamente l'appuntamento regionale, perché ben più di chi andrà a fare il presidente della Sicilia sarà determinante per continuare quell'andazzo o dare un cambiamento di orientamento meno estremista chi andrà a governare l'Italia. E allora io chiedo appunto a te, per esempio, se condividi o comunque se individui anche tu un'aporia, se vuoi, una contraddizione tra questi due aspetti, per cui forse ancora una volta, e mi ricollego a un altro fatto, durante tutta la fase pandemica c'era da muoversi, da cercare alleanze nella società civile, c'era un dibattito bene o male a livello nazionale,
però sappiamo con quante difficoltà. Già era difficile incontrare qualcuno o incontrarsi nella percezione del disagio a livello nazionale. Andando poi a ridurre, a circoscrivere il raggio d'azione alla sola situazione della Sicilia, diventava ancora più difficile. Però si diceva no, io con quelli di Io Apro che hanno il tricolore nel loro simbolo, che poi Io Apro era un'associazione di ristoratori, cioè non era un partito. No, non li voglio, se ne stiano a casa loro, questi scendono, vengono qua, già sono in campagna elettorale, tutte queste storie qui. Quando c'era da contestare quel governo che perseguitava emiliani, veneti, toscani, pugliesi, siciliani, cioè già allora si partiva con quest'idea che dovevamo farci la cosa nostra, la nostra opposizione al sistema, e secondo me questo era un indebolimento. Oggi cosa sarà più importante per sapere cosa sarà di noi con Green Pass e compagnia bella? Chi andrà a Palermo o chi andrà a governare a Roma? Il fatto che il 25 di settembre sia l'election day penalizza enormemente i partitini che devono raccogliere in fretta e in furia le firme. Quindi non so se tu facevi riferimento a Siciliani Liberi, non so se avranno la forza di riuscire a raccogliere tutte le firme. Me lo auguro per loro, perché potrebbe essere un'alternativa, ma per chi realmente capisce il messaggio che vogliono dare. La cosa curiosa che mi lascia molto perplesso e mi dà da pensare è che in quell'altro movimento siciliano d'azione che tu citavi c'è una massa di persone che criticavano e continuano a criticare la gestione sanitaria del Covid, però paradossalmente si trovano a sostenere un candidato presidente della regione che, come dicevi tu, ha a spada tratta e a modo suo difeso i confini, diciamo, dell'isola, anche perché essendo sindaco di Messina, diciamo, è la porta d'accesso naturale all'isola. Cioè, questo mi lascia molto, ma molto perplesso. E poi, cioè, se già lui ha presentato dei simboli sud chiama nord, oppure il sindaco d'Italia, perché vorrebbe in qualche modo presentarsi anche alle politiche, cioè a questo movimento che si definisce indipendentista, non sovviene il dubbio che questo individuo sta soltanto e semplicemente strumentalizzando quest'area di elettori, perché poi dice ogni figatello musca è sostanza. Rimango basito, cioè con tutti i difetti che possono avere la dirigenza, eccetera, ma a questo punto mi sembrano più coerenti Siciliani Liberi. Cioè, non voglio essere di parte, però non ne posso fare a meno. Cioè, prendendo due movimenti, partiti sicilianisti, secondo me è più coerente Siciliani Liberi. Poi, quando ci sono state le elezioni amministrative a Palermo, sono stati criticati perché ha fatto la coalizione con Italexit e il Popolo della Famiglia di Adinolfi. Ma santi cristiani, io dico, in questo momento bisogna ragionare che il nemico del mio nemico è il mio amico. Se dobbiamo cercare di raggiungere un obiettivo, vabbè, mi affianco a qualsiasi cosa, poi una volta che raggiungo il mio scopo, poi si vede la questione. Magari lo stanno facendo quelli
del movimento Siciliano d'Azione, però fino a questo momento non mi risulta che abbiano candidati, o forse sì, forse qualcuno di Catania si sta mettendo in qualche lista là, però non lo so, ci sono delle cose che... Ora, la domanda poi finale qual era, perché mi sono perso l'ultima domanda che mi avevi fatto. Ma in realtà la domanda era sostanzialmente una. Provo a riproportela facendo contemporaneamente la parte di un assente, e cioè di chi ha fatto questa scelta a fianco di De Luca, che sicuramente ha messo in secondo piano, mi pare evidente, la questione delle cosiddette politiche sanitarie, e forse lo ha fatto per il motivo che dicevo prima, che faceva parte della domanda, cioè che in realtà De Luca e tutti gli altri come lui, compreso Musumeci appunto, potevano fare quelli più zelanti di Speranza e di altri nella misura in cui c'erano Speranza e i suoi degni colleghi a Roma, perché altrimenti... Quindi è comunque un fenomeno che va a rimorchio, anche se peggiora le cose, come indimenticabile il sindaco di Palermo allora, Leoluca Orlando, che vietava ai suoi cittadini di passeggiare sul lungomare di Palermo, perché al tramonto soprattutto, perché al tramonto, un po' come il lupo mannaro, usciva fuori il virus. Quindi non stiamo facendo un discorso schierato verso una fazione o un'altra, è stato un delirio trasversale, ma credo che appunto questi elettori, questi militanti, questi rappresentanti del Movimento Siciliano d'Azione abbiano messo da parte questo fattore, che io lo dico da 2 anni e mezzo, non è un problema regionale, il problema, la questione della pandemia, sarò strano, ma l'ho detto fin dall'inizio, non può essere visto come un problema regionale, è ridicolo, ma hanno messo un'altra priorità. Qual è? Il potenziale, tutto da vedere, ma comunque teoricamente maggiore, di pervasività elettorale della proposta di De Luca, con le sue alleanze e le sue cose, rispetto ad altre realtà. Cioè, avranno fatto secondo me un conto semplicemente su questo aspetto qui. E quindi appunto la mia domanda era quella che ti dicevo prima, cioè fare una scelta nel contesto delle opzioni che in Sicilia si danno, sulla base di come ci si è comportati su una questione che ha rilevanza nazionale e pertinenza nazionale, non sembra anche a te un spostare l'ambito, come per dire, sai, quel processo se ne occupa la procura di Catania, no, spostiamolo a Torino, cioè scambia un po' i contesti nei quali effettivamente quegli argomenti sono di competenza di chi dovrebbe occuparsene, se vogliamo parlare di quello, e non della gestione dei rifiuti in Sicilia, per dire che forse magari è un tema di maggiore pertinenza regionale, tanto per dirne uno a caso. O del dissesto di molti comuni, fra cui Pedara, che è stata commissariata a livello però contabile. Molti stanno seguendo l'atteggiamento che ha avuto l'ex sindaco di Messina, perché l'hanno visto come il difensore un pochettino degli interessi della Sicilia. Però, come dicevi tu, ci sono delle tematiche che non possono essere risolte perché non vanno oltre le funzioni proprie del presidente della regione o del sindaco, perché sono di pertinenza esclusiva dello Stato, quindi l'ordine pubblico del Ministero degli Interni, anche se poi applicando lo statuto siciliano, sì, però alla fine poi non ci sono le cose attuative, viene interpretato a convenienza, eccetera. Quindi alla fine l'autorità è statale. È lo stesso discorso dei migranti. Tutti qua in Sicilia, sì, è vero,
però il presidente della regione non ha voce in capitolo su questo tema. Sì, si può lamentare, però ecco, una cosa che potrebbe fare su questo tema ultimo che sto accennando è che una volta che che sbarcano a Lampedusa, eccetera, perché poi per svuotarli vengono portati solo e semplicemente in Sicilia, quando poi c'è non solo la Calabria, la Puglia, la Campania, la Toscana, sembra che l'Italia abbia 20 regioni, no? No, i porti poi alla fine per svuotare lì dove vanno sempre a Porto Empedocle, a Augusta, Pozzallo, Catania, Messina, Trapani e basta. E anche quando devono dare un porto sicuro, che già li prendono, che non sbarcano proprio a Lampedusa, diretta a Messina, a Catania, a Pozzallo. Cioè su questo qua si potrebbe anche un pochettino impuntare, se ci sono gli elementi di poterlo fare. Forse sono uscito fuori tema. No, più che altro io riflettevo molto individualmente, soggettivamente, sul fatto che se davvero come ultima parola il presidente uscente Musumeci non sarà presente nella sfida per le prossime regionali, io ho una difficoltà, nel senso che, tra virgolette, il mio obiettivo è già stato raggiunto, cioè l'obiettivo molto semplicemente era quello di non rivedere più la sua faccia a rappresentare la regione siciliana, e se lui si leva di mezzo gli posso dire solo grazie. Detto ciò, non ho più bisogno di una forza significativa, per quanto possibile, o della più significativa, per sperare di raggiungere questo obiettivo. A questo punto non so bene più come muovermi, perché a quel punto il voto si libera, tra virgolette, potrei votare la qualsiasi cosa, tanto già per me va bene così, insomma, come risultato. E non dovrei turarmi il naso, tra virgolette, e votare De Luca, nonostante quello che abbiamo detto, perché è l'unico che magari poteva dare fastidio a Musumeci. Non c'è più Musumeci, quindi devo dire, su questo sospendo le mie dichiarazioni, perché veramente sono in difficoltà positive, perché ne sono ben contento, però magari rimandiamo alla prossima volta un chiarimento migliore, anche perché sapremo, forse, non mi ricordo fino a quando è la raccolta di firme, comunque penso che sarà scaduta, sarà finita nel frattempo, e sapremo chi c'è veramente. No, ancora no? Per le regionali? Sì, no, ancora è più lungo. No. Vabbè, allora abbiamo tempo. Saranno un paio di settimane, non ha importanza. Mi pare, se non vorrei sbagliare, forse fino al 21 agosto. Mm-hmm. Vabbè, 21, 26 agosto, qualcosa del genere. Se è 1 o 2 settimane abbiamo tutta la pazienza per vedere cosa spunta. Soprattutto perché io sono anche curioso, se permetti, di vedere chi c'è nelle liste. Perché una totale, tra l'altro ho visto questo fenomeno divertente in giro per la Sicilia, ci sono manifesti belli grandi a spese di singoli, con il nome e cognome, che ne so, Tonino Vinciguerra, io sono con voi, bella Sicilia, che ne so, solito slogan, e non c'è il simbolo della lista, perché ancora sto signore non lo sa dove va a finire. Intanto fa pubblicità a se stesso, poi il contenitore dove andrà, e poi ce l'appiccica dopo, non so, farà dei manifestini da incollare, insomma. È simpatica com'è. Io ho visto qualcosa comunque di Fratelli d'Italia e Democrazia Cristiana di nuovo. Con il simbolo un pochettino diverso, però. No, questo non l'ho visto. Fatto sta che voglio dire, per me, soprattutto a livello, insomma, di zone in cui uno ha un minimo di conoscenza del tessuto politico, insomma, io sono interessato a conoscere i nomi dei candidati, perché se sono degli sconosciuti, vabbè,
non posso dire nulla, ma se invece ne ho conosciuto un po' la traiettoria, se vogliamo, negli anni, la carriera, qualcosa viene fuori. I cambiamenti, le contraddizioni, diciamo anche, e questo ancora aspettiamo di vederlo. Volevo fare un rapido passaggio, Salvatore, perché negli ultimi tempi non ci siamo dedicati granché a questo argomento perché c'erano altre cose. Però non so se ci hai fatto caso, tra l'altro c'era proprio un piccolo video amatoriale che mi ha colpito perché credo che fossimo in un traghetto, non so da quale a quale costa, insomma, comunque rotte italiane, se per la Sardegna o per le isole, e nella zona interna dove nel traghetto si sta lì, insomma, si sta seduti, questi spazi, come si possono chiamare, con tavoli, cose, tanto per passarsi il tempo, e c'erano gli funzionari di questo, insomma, dell'imbarcazione che se la prendevano con una signora che era lì dentro senza la mascherina, laddove il resto dei tizi, compresi questi qua, avevano tutti sta mascherina e tutta la gente diceva fuori, buttatela fuori, insomma. Diciamo che questa signora si è trovata molto in minoranza schiacciante, perché il che da una parte fa vedere come a livello di opinione pubblica c'è ancora questo fattore molto sentito, insomma. Sarà che ora hanno paura del vaiolo delle scimmie, non so quello se c'è bisogno della mascherina, come funziona, ma mi pare che bisogna avere contatti un po' più intimi per passarsi il vaiolo delle scimmie, non credo che basti solo respirare, così ho sentito. Ma oppure se è sempre il famoso Covid che spadroneggia, però la gente tendenzialmente va in questa direzione. Ma ricordiamoci che appunto al metà agosto, quasi a Ferragosto ancora, per i treni e quindi anche navi esiste questo obbligo di mascherina, laddove poi tutte le altre attività, anche centri commerciali, negozi affollati, cinema e chi più ne ha più ne metta, non so, pure le discoteche se le hanno riaperte, sì. Cioè ovunque sì, ci siano molte più sostanziali situazioni di assembramento, così si chiamava, lì va bene perché l'economia doveva ripartire. Voglio dire, Salvatore, siamo in una fase un po' strana di bipensiero, come si può dire, per cui da una parte si persevera in una forma di mantenimento di alcune prescrizioni che poi fanno da contorno a che cosa? Alla continuazione della campagna vaccinale, perché la cosiddetta quarta dose, che poi solo i maliziosi parlano di quarta dose perché il numero comincia a diventare elevato, ma in realtà sarebbe il secondo booster, quindi non è la quarta dose, è alle porte, voglio dire, il governo continua a comprare sti vaccini per noi e quindi noi dovremmo anche utilizzarli. Dall'altra parte, 2 anni e rotti di cospirazionisti, complottisti e compagnia bella hanno cominciato a fare breccia nel muro dell'uniformità e della ufficialità, al punto, anche grazie a un dibattito internazionale, al punto che ora i due discorsi sono, come si suol dire, su 2 binari paralleli di pari dignità. Peccato che i 2 discorsi non sono assolutamente compatibili tra loro, perché l'uno mette completamente in discussione la logica, il senso e soprattutto la motivazione a proseguire dell'altro. In realtà sono in rotta di collisione, però procedono così. Non so, questo nostro presente, questo nostro momento, quest'estate del 2022, per me è così strana dal punto di vista del messaggio e del dibattito pubblico. Che impressione ti produce? Guarda, io vedo che comunque noto che la maggior parte delle persone è stata veramente indottrinata, si è fatta prendere proprio dalla paura e cammina con le mascherine anche che non ci sarebbe bisogno, nei supermercati, per strada.
da soli in macchina. Sono riusciti nel loro intento, cioè nel creare questa paura. Io all'inizio, anch'io, quando vedevo quelle immagini, quelle cose, rimanevo un pochettino, però poi alla fine ho fatto 2+2, cioè non poteva essere, c'era qualcosa che non andava. Ora la quarta dose, Sante Cristiane, la quarta dose, ma se già la gente lo prende con la terza dose, e io conosco di persone che con 3 dosi che l'ha presa non una volta, ma anche 2 o 3 volte. E quindi alla fine, cioè, ammettetelo che sto cavolo di vaccino, cioè, sì, avanti, il tentativo di trovare una cosa, ma non è stato sufficiente, anche perché poi ci sono state troppe contraddizioni. Con il vaccino sconfiggiamo il virus, poi una dose non basta, un'altra, ma poi la cosa plateale è quella messa in scena dei carabinieri che sono andati in Olanda, in Belgio, là, a prendere sto vaccino come se non avessimo elicotteri o aerei, strada normale, autostrade, così, che doveva essere tenuto a meno 30 gradi, là, che adesso magari, e poi alla fine lo distribuivano come i gelati sulla spiaggia. Cioè, c'è qualcosa che non quadra. Non bisogna essere scienziati, ma basta fare il 2+2 almeno. Poi potrei anche sbagliarmi, sarò limitato, però io 2+2 che fa 4 lo so fare. Poi vedremo appunto questa faccenda, perché purtroppo, oltre a ciò di cui parlavi tu, di una dimostrata dubbia efficacia per quello che doveva essere lo scopo principale, se non l'unico, di un vaccino come questo, viene fuori tutto il discorso invece dei cosiddetti effetti avversi, che possono essere di tutti i tipi e per i quali non c'è neanche più un modo di sapere distinguere, dici, ma questo dipende, cioè il rapporto causa-effetto, no? Attribuire con certezza all'elemento vaccinazione avvenuta un disagio, una malattia, un problema di salute della stessa persona, si manifesta il giorno stesso, il giorno dopo, cioè diventa tutto molto aleatorio, ma proprio per questo si può espandere in maniera incontrollata come attribuzione causale, no? Al punto che tante persone, vista che la campagna vaccinale è stata fatta a tappeto e senza nessun esame preliminare, di tutta questa grande massa di popolazione, tutti coloro che a distanza di una settimana, un mese, un anno, non si sa, percepiscono qualche problema di salute, sono teoricamente autorizzati ad attribuirne la responsabilità al vaccino. Perché? Perché non ho mai fatto nessun esame prima, quindi, come si dice, abbiamo fatto sta cosa alla cieca. E questo può trasformarsi in un fenomeno aggressivo, sostanzialmente, ovviamente non verso il vaccino, perché il vaccino non è che è una persona, ma verso coloro che appunto si sono fatti tramite e hanno attuato negli hub e compagnia bella, come è successo in certi casi, soprattutto quando magari le conseguenze sulla salute sono state anche pesanti. Qualche parente di qualche defunto, per effetti o forse per reazioni avverse, è andato a prendere per il collo il medico che aveva vaccinato il suo parente. Cioè, nell'ambito della vita quotidiana, in un certo senso, poi diventa un rapporto personale e dici, certo, poi quello dopo che ha mandato all'ospedale il medico, lui ovviamente andrà in carcere, certo, perché non è giustificato in questa reazione, però siamo arrivati un po' a questa forma di
resa dei conti, se vogliamo, per la quale da parte di quel mondo scientifico che tu stesso dicevi che ha avuto molta confusione, molta poca chiarezza, forse sarebbe il caso di mettere qualche punto fermo, perché altrimenti si rischiano questi ambiti di giustizia fai da te, vogliamo chiamarla in questa maniera? Cioè, se il paziente muore restano ancora i parenti che possono rivalersi, e quindi non c'è neanche quella come salvezza del medico, che si è levato di torno il paziente insoddisfatto, a meno che non fosse un paziente che non aveva parenti. Insomma, è una dimensione piuttosto critica, mi pare evidente, no? E come ci si è arrivati? Con la confusione di cui parlavi tu. Cioè, accumulata nei mesi, messaggi contraddittori, il vaccino che arriva a Natale, il vaccino in spiaggia, il vaccino sotto zero, cioè tutto questo caos a un certo punto non depone a favore di una fiducia e del giusto riconoscimento della professionalità, che non è la mia, non è la tua, non è di chi appunto, ma dovrebbe essere di altri. Purtroppo abbiamo fabbricato una situazione nella quale, come nei tempi antichi, lo raccontava il nostro Alessandro Manzoni, siccome c'era la peste e poi e c'erano molti medici, si pensava che erano i medici a portare la peste, perché guarda caso dove c'erano tanti medici c'era questa peste che imperversava, insomma, no? E poi il popolo può trarre delle conclusioni di questo tipo. Tante volte la colpa magari non è proprio del medico. Il vaccino è un farmaco e come tutti i farmaci c'è una commissione ministeriale che è l'AIFA per l'Italia, e poi c'è anche quella europea, e deve essere questa struttura, o queste strutture, se mettiamo anche quella europea, che deve autorizzare l'immissione sul mercato o l'utilizzo del farmaco, come tutti gli altri farmaci. Quando l'AIFA dà lo sta bene, il medico, per lui c'è praticamente una commissione, qualcosa sta dicendo che quel vaccino, quel farmaco si può usare. Secondo me, dove qualcosa non ha funzionato è il non recepimento dei vari casi avversi che si venivano a manifestarsi. Forse non c'è stata l'attenzione su questo, e questa la colpa è da chi doveva controllare, cioè l'AIFA, cioè se ti arrivano, a meno che non c'è la collusione che l'hanno nascosto, ma questo qua io non posso fare il processo alle intenzioni, ma se ci sono stati casi avversi, sono stati comunicati, allora a quel punto, come è stato per esempio con l'AstraZeneca, che subito poi l'hanno sospeso, potevano sospendere anche gli altri, rimandando. Cioè, mi dispiace per la casa farmaceutica, che magari non voglio difendere, però mi sento di dire che un medico se dà delle pillole, perché? Perché quelle pillole sono in commercio e comunque sono autorizzate a essere distribuite, diciamo, somministrate ai pazienti. È chiaro che se un medico, se io prendo una pillola e poi mi sento male, vado a leggere il bugiardino e quei sintomi non compaiono, però io telefono al dottore, guardi, io ho questa sensazione, ho sospeso il farmaco e non ho più queste sensazioni. Il medico è tenuto a comunicare alla casa farmaceutica, all'ASP, non lo so com'è la trafila, che fra le varie effetti collaterali ci potrebbe essere anche questo. Quindi voglio dire, allora sicuramente era qualcosa di sperimentale, ci hanno giocato le industrie farmaceutiche per fare business, altri nella fretta della confusione generale di avere qualcosa per contrastare questa cosa che ha preso di sorpresa così. Forse man mano che
e qualcuno manifestava e portava a conoscenza medico di famiglia o altri di determinate sintomi che potrebbero essere messi in relazione alla somministrazione del vaccino, secondo me, e statisticamente si vede che queste cose qua, se dovevano essere 1 su 1.000.000, il tempo si accorcia e allora 2 più 2 qua fa 4 e doveva essere l'AIFA a intervenire, il ministro. È chiaro, guarda, io non entro nel merito perché in realtà non sta a noi stabilire ciò, ma nel senso che io non lo so se appunto quelle persone e quel gran numero di persone che potrebbero, per una serie di motivi del vissuto personale, sviluppare una sensazione, un pensiero di ostilità nei confronti di parte del personale medico, per il discorso che facevo prima, se faranno o meno il ragionamento che fai tu, perché a quel punto lì non sappiamo cosa gli gira, diciamo, nella testa, voglio dire. Potrebbe avvenire, potrebbe non avvenire per tanti motivi, e soprattutto anche perché il medico è più a portata di mano rispetto a alti vertici, no? L'ultima ruota del carro, l'ultimo anello della catena ce l'hai, insomma, a meno che non danno una scorta a tutti i medici. Voglio solo ricordare un caso storico, uno dei tanti, però abbastanza famoso, nel momento in cui nel passato della storia della medicina, come tante false piste di cui ci dimentichiamo dicendo che la medicina non sbaglia mai, invece faceva e attuava pratiche o prodotti o atti che si sono rivelati totalmente sbagliati, la famosa lobotomia, di cui oggi noi parliamo tutti, siamo lobotomizzati, ma non sappiamo neanche che significa. La lobotomia era una pratica medica, non era l'ufficio torture di qualche sadico pazzoide. Era nel periodo in cui il problema del disagio mentale, delle questioni neurologiche, psicologiche, psichiatriche non venivano trattate con gli strumenti adeguati, si pensava che dando qualche colpo di accetta alla zona che era stata individuata come centro della situazione, che è tutto quello che contiene la scatola cranica, poteva risolvere il problema. La lobotomia consisteva in pratica nell'asportazione di parti di quel materiale abbastanza delicato, insomma, non è che dice, sai, un pezzo di fegato o così, voglio dire. E vennero fatti questi interventi su numerosi pazienti. Successe che alcuni di questi, in seguito ai danni notevoli, perché purtroppo sono anche sopravvissuti, ma appunto con danni neurologici enormi, sono andati a cercare appunto l'allegro chirurgo e gli hanno sparato in faccia. A quel punto lì dice, sai, ma hai avuto effetti collaterali, ma sei sicuro che è perché t'ho scalpellato via mezzo emisfero che tu non ragioni più come prima? Ma il sospetto viene, e quindi il danno l'aveva avuto, non abbastanza da non poter meditare ed eseguire una vendetta appunto interpersonale. Questo appartiene alla storia della medicina e, se vogliamo, anche alla storia del crimine. Però appunto sono pagine che, laddove da una parte si sbaglia tanto, dall'altra poi si reagisce appunto con altrettanta superficialità e pressappochismo, voglio dire, no? In fondo tu hai parlato di questo. Sì, ma se un altro esempio storico è Lombroso. Lombroso, che è medicina legale, solo con alcuni parametri antropometrici capire se era un delinquente nato, aveva la predisposizione a delinquere o meno. Poi si è rivelato proprio tutta una stronzata. Ma nonostante questo, le teste tagliate ai briganti meridionali, che poi erano partigiani, sono ancora esposte nel museo Lombroso a Torino, ed è questo che sinceramente ormai è un obbrobrio.
Se si è rivelato che era falso, non aveva nessun fondamento scientifico, a questo punto restituite degna sepoltura a quelle teste. Io vado sempre fuori tema. No, assolutamente. Ci stai soltanto ricordando una cosa che in questi 2 anni hanno cercato di farci dimenticare, che così come la medicina, l'ingegneria e la meccanica e qualunque altro campo, è un campo di prove ed errori. Sono stati fatti ponti, i primi ponti in ferro avevano il problema delle vibrazioni, per cui a un certo punto diciamo si autodistruggevano per effetto dei moti oscillatori che si autoamplificavano, poi hanno capito perché. E che vuol dire? Che buttiamo l'ingegneria perché un ponte è caduto? No, cerchiamo di capire perché è caduto. Nella medicina bisognerebbe essere un po' più umili e dire: abbiamo affettato il cervello alla gente e non è andata bene? Cerchiamo di non farlo più e di capire che le prossime nuove scoperte potrebbero essere una grande innovazione come un grande errore. Ma questo è stato il punto fondamentale che si è voluto censurare fin dall'inizio. Quando tu dicevi ma i primi effetti bisognava vedere, no, perché se tu hai dato la cosa che il vaccino l'ha portato Babbo Natale, che fa? Parli male di Babbo Natale? Non si fa. Cioè lo hai divinizzato e quindi diventa bestemmia. E questa è religione, non è scienza. Perché palesemente, per quel pochettino che è, non ha avuto, non è stato testato sufficientemente, cioè per periodi sufficientemente lunghi per poter valutare effettivamente tutti gli effetti possibili e immaginabili, anche nel tempo. Infatti, quindi, e questo un medico dovrebbe saperlo, se, come si dice, avviene o no. In ogni caso, torno a dire, qui non siamo al tribunale per stabilire i torti e le ragioni, anche perché, sai, tra le varie attenuanti potresti anche mettere la questione del ruolo degli ordini professionali, dell'ordine dei medici in questo caso, che ha proceduto come il braccio armato della politica, minacciando, sospendendo, creando problemi. Ma anche lì puoi difendere il medico che dice: sai, io rischiavo il posto di fronte al parente del caduto che gli vuole aprire la testa dicendo: Ciccio, tu rischiavi il posto, ma mi hai ammazzato un parente. Non credo che funzioni più di tanto, cioè le due cose stanno su piani molto lontani tra loro, perché tu per salvare il posto hai fatto danno nell'esercizio della professione medica. Come fai a chiedere indulgenza su questo? Voglio dire, diventa imbarazzante. Quindi io metto solo sul tappeto qual è l'ebollizione dei sentimenti negli animi di tante persone, perché sono state tante. Poi c'è qualcuno che si trattiene, qualcuno che di meno, cioè lì sta agli equilibri, diciamo, interni a ogni individuo. Ecco, questo volevo rappresentare come fotografia del presente, perché oggi c'è un po' questa forte separazione nella interpretazione di tutto quello che è successo, e appunto le scienze non sono dei postulati. Il postulato è qualcosa che tu devi accettare senza bisogno di dimostrazioni. La scienza, da qualsiasi punto di ramo, può essere, come dicevi tu, l'ingegneria, la fisica, la biologia, la medicina, si evolvono man mano che si effettuano degli studi e delle cose. Tu facevi l'esempio dell'asportazione di parte del cervello, ma sempre rimanendo nell'ambito della sanità mentale, ricordiamo che per decenni è stato fatto l'elettroshock, una tortura che si è rivelato più dannoso che avere effettivamente delle qualità terapeutiche giuste. Quindi io porto sempre l'esempio della fisica, Newton, la fisica classica, poi si è addivenuti ad altri
magari si ritorna poi con le stesse formule, però con concetti diversi. Tutto il mondo scientifico è fatto a step di salti di conoscenze. Tolomeo, la Terra, c'è ancora qualcuno che dice che è piatta. Comunque, il sistema comunque eliocentrico, oppure che è la Terra che gira, o il Sole, eccetera. Poi col tempo si è divenuti a nuove conoscenze. Darwin è stata la rivoluzione, diciamo, dell'evoluzione di qualsiasi cosa, dal batterio all'uomo, all'elefante, alle balene. Mendel, questo monaco che è il padre della genetica, prima si andava con le conoscenze che si avevano in quel momento. Poi la curiosità, l'intuito dello scienziato, del ricercatore, che porta a un'ipotesi e una dimostrazione nel tempo, e quindi asserire che la nuova, diciamo, realtà delle cose. Quindi è così. Certo, poi se le cose sono manipolate per interesse politico o economico, certo quello non è più scienza, ecco. Ultimo aspetto che dividiamo in due parti, che volevo un po' ragionare con te a livello internazionale. Appunto, dicevo dall'inizio, le notizie di cronaca ci portano energicamente su questo piano, perché è notizia fresca, insomma, questo attentato, comunque questa aggressione a una figura che era stata quasi dimenticata, questo scrittore intellettuale Salman Rushdie, che passò agli onori delle cronache ormai molti anni fa, era forse inizio degli anni 90 se non ricordo male, perché pubblicò un libro che determinati I versetti satanici. Ecco, determinate autorità religiose islamiche lo individuarono come un testo assolutamente inaccettabile, e quindi emisero una condanna nei confronti dell'autore, il quale da allora era stato messo sotto scorta, insomma, in Inghilterra, viveva sotto protezione. Potevamo pensare tutti che la cosa ormai fosse... Penso che anche quelli che lo avevano condannato siano morti, non lo so, nel frattempo. Fatto sta che riemerge questo fatto proprio adesso. È inutile che stiamo qui a fare, diciamo, illazioni varie, cioè se è un momento particolare, se proprio perché si era abbassata la guardia, perché si pensava che e invece qualcuno ancora aspettava lì. Quindi un giorno vale l'altro, diciamo, era solo il momento giusto perché non c'erano le protezioni, oppure invece si riconnette anche questo a una instabilità globale che stiamo vedendo, si riaccendono focolai qui e lì, per cui anche questo diventa un pretesto, diciamo, per smuovere delle acque, se vogliamo, no? Tu che impressione hai? Possiamo solo andare a sensazione su questo. Possiamo fare 1000 ipotesi, ma sicuramente la condanna non è caduta in prescrizione. Qualcuno la teneva sempre lì. Ci potrebbe essere in gioco accordi con il mondo islamico, tu mi dai una cosa e io ti permetto di fare un'altra cosa. Non ultimo, lo sta bene della Turchia per l'accesso alla NATO, della Finlandia e della Svezia è passato attraverso la restituzione di 2 curdi del PKK che si erano rifugiati in asilo politico in Svezia. Quindi non sono nuove di queste compromesse, eccetera. Potrebbe essere tutto. Come potrebbe essere che la condanna non è caduta in prescrizione e hanno aspettato il momento per poterla eseguire. Chiaro.
Invece stiamo notando un'evoluzione, forse nel senso più pratico, per quello che era stato uno dei problemi più significativi legati alla instabilità qui in Europa, con la questione ucraina eccetera, le forniture energetiche, e in prima linea, con i rischi per il suo apparato produttivo, la Germania. Ora, per avviare una soluzione, insomma, anche perché la guerra, se aspettiamo che finisce la guerra in Ucraina, voglio dire, forse ne passiamo più di uno di inverni problematici, ma lì in Germania non è solo un problema invernale, è un problema industriale. Hanno recuperato una figura della politica tedesca abbastanza importante come Schröder e gli hanno affidato questo compito di andare a parlare con i russi per cercare di sciogliere il nodo, no? Credo che sia un atto di realismo molto, molto importante, cioè per dire, signori, qui lasciamo perdere l'atlantismo e l'europeismo che come il rosario noi dobbiamo sgranare ogni volta che facciamo dichiarazioni. C'è un problema da risolvere, non so Schröder se abbia avuto carta bianca, insomma, cosa potrà porre? È chiaro che dall'altra parte gli diranno: sì, voi avete bisogno del gas, noi abbiamo bisogno di non avere dei nemici che armino e portino aiuto al nostro nemico. Cioè, dalla parte della Russia mi sembra il minimo sindacale dire: scusate, ma per aprire delle trattative bisogna chiudere delle offensive, altrimenti restano quelle, cioè o parlano le armi o parlano le persone. Però dico, secondo me è un segnale importante, cioè probabilmente al solito per spirito ovino altri paesi, tra cui in prima linea noi, cercheremo di prendere questa strada. Che dici? Potrebbe essere? Non lo so, cioè vabbè, mandano la personalità in Russia a trattare, ma cosa c'è da trattare? Perché la Russia ce l'ha con l'Ucraina, non ce l'aveva con le altre nazioni e stati europei. Siamo stati noi che abbiamo a ripetizione approvato sanzioni su sanzioni su sanzioni. Quindi voglio dire, se ci stiamo facendo una guerra economica, è chiaro che una guerra economica tu attacchi e hai le controrisposte, le contromisure. Quindi è chiaro che cosa gli vai a dire? Vai a dire che ti penti, cioè se tu vuoi il gas, toglimi le sanzioni, quanto meno toglimi le sanzioni. Vuoi il gas? Non mandare più armi in Ucraina. Cioè, in questo momento chi c'è il coltello dalla parte del manico, paradossalmente, è la Russia. Ora io non lo so se ha avuto lo sta bene dagli altri, perché secondo me la Germania se ne sta fregando quando ci sono i propri interessi in gioco. Non guarda in faccia nessuno, né l'Europa, né Strasburgo, né l'America e nessuno. E quella va avanti. E abbiamo fatto un ulteriore errore, che abbiamo permesso il riarmamento della Germania. Primo, che l'abbiamo fatta diventare una potenza economica. Ora tra poco diventerà anche una potenza militare. Cioè, diceva Andreotti che era così amante della Germania che ne preferiva averne due. E purtroppo gli devo dare ragione. E questo ci porterebbe lontano come riflessione geopolitica sull'Europa dalla fine degli equilibri di Yalta e la caduta del muro di Berlino, eccetera, eccetera. Ma nello specifico credo che il punto di svolta sia semplicemente uno, che tu hai ben dichiarato, e cioè viene ufficialmente da parte di un paese che non può essere criticato come poteva essere qualche Ungheria, no? Questi paesucoli così. Se la Germania decide che con la Russia si può parlare, si può e si deve parlare, non puoi fargli il processo alle intenzioni appunto
del filo putiniano di turno, come te la puoi cavare con qualche italiano, eccetera, eccetera, nella guerra interna, no? Perché non te lo puoi permettere. Quindi, ecco perché dicevo lo spirito ovino, perché a quel punto lì dice, beh, sai che c'è? Se l'America se la deve prendere con qualcuno, se la prenda con la Germania, perché non ha rispettato appunto la cintura di distanza, perché Putin è un mostro, eccetera. Io intanto mi accodo un passo indietro, perché mi interessa molto che questa trattativa vada nella direzione di un migliore di risultati, dei risultati che vorrebbe ottenere, perché il gas lo voglio pure io. Quindi in questo modo un po' da iena gli vai appresso, poi se arriva, se qualche pezzetto della preda ti capita tra le mani, te la prendi anche tu. Però intanto la responsabilità è della Germania, perché noi siamo europeisti e atlantisti. Ma io penso che, ovinamente ragionando, il nostro cane pastore non è la Germania, ma è l'America, e quindi non ci terremo un passo indietro. Continueremo, visto che stanno facendo dichiarazioni filo-atlantiste, chi vincerà le elezioni, chi addirittura propone sin da ora il Draghi bis, eccetera. Quindi non ci sarà un tiriamoci un passo indietro. Invece potremmo subire uno scacco economico, che magari la Germania si fa mandare un eccesso di gas, che poi ce lo rimanda a costo magari maggiorato, e quindi è questo qua, perché quelli sono furbi, e no, tutta sta solidarietà europea io non la vedo da nessuna parte, e non l'abbiamo vista nemmeno, ritornando al discorso del Covid, nei momenti cruciali dove mancavano di tutto, i respiratori eccetera, si chiedeva di interrompere, insomma, di poter finanziare ulteriormente eccetera, hanno chiuso le porte. Poi forse, quando si hanno visto che addirittura sono venuti i medici russi in Italia, che hanno capito che forse si stavano, e allora aiutiamo l'Italia. E allora io tutta questa solidarietà europea, questo filo europeismo lo vedo solo e semplicemente per gente che va a fare il ministro in Francia, che va a fare il professore in Francia, che hanno interessi per altri posti, ma non certo per l'Italia. Chiaro. Salvatore, ultima questione. Io ho voluto collegare un po', perché tra l'altro in qualche modo si è anche conclusa, sembrava che doveva scoppiare la terza guerra mondiale a causa della visita di un esponente della politica americana a Taiwan, no? Però noi appunto passati un po' di giorni abbiamo visto che poi c'è stato molto baccano, ma la guerra non è scoppiata. Poi ci saranno altri sviluppi, non lo sappiamo, però questo episodio mi ha stimolato un'ipotesi, diciamo una riflessione, che si ricollega all'inizio sempre del tema di cui parliamo all'inizio, che è sempre le questioni regionali di una regione particolare, che è la Sicilia, che appunto può avere anche delle caratteristiche di rivendicazioni. È un'isola la Sicilia, è un'isola Taiwan, no? Come è un'isola anche Malta e via di seguito. E allora mi sono detto questo: se avessimo avuto una condizione di come si può dire, di contrapposta realtà nazionale tra la Sicilia e la penisola italiana, che però voleva riunificare in qualche modo, e quindi la penisola italiana come la Cina
Repubblica Popolare Cinese, per dire, nel momento in cui ti viene a trovare il rappresentante di una potenza mondiale, viene in Sicilia, no? Questa Sicilia che è in contenzioso sostanzialmente a livello internazionale, e ti dice che garantirà la vostra indipendenza e contro questo cattivo vicino così prepotente, così aggressivo. L'abitante appunto di questa isola nazione cosa dovrebbe fare? Dovrebbe essere contento oppure no? Dovrebbe buttarla a mare questo rappresentante dicendo fatti gli affari tuoi, noi facciamo da soli. Cosa voglio dire? La mia riflessione era questa, e ti passo la parola. Se è vero che non esiste un punto del nostro globo terrestre che possa muoversi o esistere al di fuori delle sfide tra le grandi potenze, perché ogni parte del globo può interessare a qualcuno, non ce n'è un posto che dice fate come vi pare, tanto non siete significativi per le spartizioni. Allora la mia ipotesi è che l'unica via per la quale una indipendenza locale può manifestarsi è se trova la sua ragion d'essere nella visione, nell'interesse e quindi nell'appoggio interessato di un'altra potenza che vuole dare fastidio alla prima, a quella contro cui quell'indipendenza è stata fatta, diciamo così. Perché se no, come la rivoluzione cubana, che è sopravvissuta forse solo grazie all'Unione Sovietica che mandava cose. Che dici? Questo episodio di Taiwan non fa smuovere un po' le riflessioni sui destini possibili della nostra terra? Ma senza andare in Estremo Oriente, potrebbe essere anche un esempio calzante il discorso Kosovo-Serbia, anche se non sono geograficamente delle isole, però abbiamo una regione che si rende indipendente, viene riconosciuta da una parte delle potenze e non dalla Serbia. Vedi, entriamo nella nostra fattispecie in un campo di fantapolitica e fantastrategie, perché cioè mettersi nelle mani di una superpotenza si rischia di cadere dalla padella nella brace, cioè nel senso che possibilmente, secondo gli interessi della potenza, può spingere a qualcosa che va solo sugli interessi della potenza e non sugli interessi del territorio che si vuole autodeterminare o che si è autodeterminato. Io avrei delle soluzioni così, ma ovviamente non. Secondo me ipotetica Sicilia così dovrebbe essere una sorta di Svizzera del Mediterraneo, cioè dovrebbe attirare capitali facendo dei conti bancari ma solo per società diciamo esteri presso una banca centrale criptati con alcune garanzie, nel senso che certo che se e palesemente si finanzia il terrorismo così, però e allora ci sono degli interessi così generalizzati in tutto il mondo che quel territorio rimanga libero, no? Non basta solo questo. Avere una struttura difensiva
della potenza regionale come Israele, ma soprattutto un'intelligence tipo il Mossad. E poi ci sarebbero altre cose. Certo, è solo che per ottenere quello che tu dici, il primo passaggio è non essere più di appannaggio militare, oltre che come sfera di influenza, di un solo attore. Perché finché c'hai Certo. le basi Certo. americane qua, non puoi essere la Svizzera Certo. del Mediterraneo. Certo. Un'altra possibilità invece è, una volta riconosciuta come dipendenza da la maggior parte degli attori internazionali, chiaramente il vicino di casa da cui tu la costola che viene a mancare difficilmente riconoscerà. Però avendo un consenso, ecco, quello sì, già intrecciare le fila eccetera, una volta riconosciuta la maggior parte delle tra le potenze, altri attori eccetera, e avendo un posto all'ONU, prendere 2 o 3 stati a garanzia della propria neutralità e indipendenza, come all'inizio fece Malta. Malta all'inizio con Dommendorf chiese di essere rappresentata, cioè di garantire la sua neutralità, al primo momento a Gheddafi. Poi subito dopo Dommendorf i governi successivi chiesero all'Italia di garantire la neutralità di Malta, tant'è vero che poi dagli anni 80-90 così si sono susseguite delle missioni militari a Malta per l'addestramento del nascituro, diciamo, esercito maltese, così. Quella potrebbe essere un'altra soluzione, ma deve essere una neutralità attiva, cioè nel senso che da mettere ben chiaro che noi siamo neutrali, non vogliamo far parte né da un blocco né dall'altro, perché noi vogliamo l'amicizia con tutti e il rispetto di tutti, però che sia ben chiaro che gli interessi nazionali e dei cittadini sono al primo posto. E per interessi non significa le acque territoriali solo siciliane, le zone economiche esclusive, quello non ci piove, ma gli interessi, se ci sono industrie nostre o imprenditori o in zone di crisi dove c'è una comunità, cioè di poter andare in qualche modo a intervenire non militarmente, ma una struttura che possa evacuare, cioè, ci devono essere dei puntini. Se tu cioè il mio limite di pesca è qua e tu lo sfiori e mi mitragli, io ti mitraglio, cioè non voglio essere voglio essere capito, cioè mettere dei paletti da buon vicinato, così come per esempio la Tunisia non si può non si può abbandonare a se stessa in mano al fondamentalismo o ad altro, cercare delle cooperazioni per la polizia,
Cioè, ci vuole una politica estera, stiamo divagando, però voglio dire, e stiamo sognando. Cioè, io ho dei modelli, delle cose, ma io non sono nessuno, quindi no. Però una cosa devo dire. La prima cosa in un'eventuale mente che voglia realizzare queste cose, che deve mettere su, è un servizio di informazione. Perché la prima cosa che si farà sarà lo scioglimento dei cani, dei segugi da parte della controparte, no? Con la scusa della mafia, eccetera. Chiaro. Ma guarda, io credo che sognare sia quasi un dovere rispetto ad argomenti di ampio respiro, perché abbiamo detto tante volte, si dice addirittura anche ormai, il dibattito politico nazionale parla del destino dell'Italia come un paese che non decide per se stesso, le cui scelte fondamentali. Draghi ha parlato di pilota automatico, no? Che poi automatico non è per niente, dice per voi è automatico, perché non decidete voi? Poi da qualche parte c'è qualcuno che decide, ma sicuramente è fuori dai confini. Bene, si parla quindi di una condizione coloniale. C'è chi da tanto tempo parla della Sicilia come di una colonia, adesso tutta l'Italia, e quindi poi si dice la Sicilia è la colonia di una colonia. In ogni caso, se tiriamo fuori questo concetto, perché non andarlo a rivedere, a studiare storicamente parlando? Abbiamo una grande fonte, una grande risorsa, quella che ha riguardato dalla fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, ma soprattutto a valanga dopo la Prima Guerra Mondiale e dopo la Seconda, i processi di decolonizzazione che hanno riguardato centinaia di nazioni nel continente africano, ma anche nel continente sudamericano. Cioè, se siamo colonia, facciamo una comparazione storica con tutti coloro che lo sono stati e non lo sono più, in un modo o nell'altro, con una strada o con un'altra, con lo zio Sam o contro lo zio Sam, perché è una casistica preziosa per individuare, ecco, un percorso possibile con meno errori, diciamo, e con meno rischi anche per le persone, voglio dire. Credo che non sia stato fatto finora. E secondo me è un grosso errore, perché la strategia politica viene dallo studio. Ma c'è stato un tentativo, pare che Fronte Nazionale Liberazione Siciliano, cosa del genere, che abbiano scritto all'ONU. Il problema è se ci si riconosce come colonie. Il problema è questo, cioè che noi magari ci riconosciamo come colonie e l'entità di cui si fa parte ti vede come parte del suo territorio e non come colonia. Un esempio calzante potrebbe essere l'Irlanda con il Regno Unito. Non era una colonia, cioè faceva parte dell'arcipelago, diciamo, della Gran Bretagna, poi con le lotte durante la seconda guerra mondiale, un pochettino dopo, e poi si arrivò all'indipendenza con l'accordo, insomma, un'indipendenza a metà, perché la parte del nord rimane
sempre fa parte della Gran Bretagna. Quindi, perché no? Cioè sì, si dovrebbe tentare questa strada, ma non lo so, Europa, gli stati europei non saranno d'accordo. No, ma vedi, tu parli di una prospettiva legale, diciamo istituzionale. Io dico semplicemente che soprattutto nel secondo dopoguerra, su cosa si è basata l'indipendenza della maggior parte delle colonie? Sulla contesa tra est e ovest, voglio dire, no? Si sfruttava quella contrapposizione per ricavarne in tanti casi la Repubblica Democratica del Congo, per dirne una delle tante, voglio dire, lo Yemen che si fingeva socialista. Quindi erano circostanze specifiche, però ognuno ha cercato un po' di trovare il suo modo, e ad oggi sono tutte nazioni indipendenti. Sta di fatto che è così. Cioè, poi lascia fare gli intrighi, le cose, ma all'ONU quante bandiere ci sono, voglio dire, no? Sì. Quindi è il problema che il controverso diciamo accordo dell'autodeterminazione dei popoli viene interpretato a convenienza, perché sembra che che nasca dal riconoscimento di queste colonie che la loro voglia di autodeterminarsi, di sciogliere questa servitù, diciamo, con una potenza straniera. Questo. Il processo di decolonizzazione poi dipende anche da chi erano coloni, perché per quanto riguarda l'impero britannico furono accordi per il sostegno dato durante la seconda guerra mondiale. Molti poi confluirono nel Commonwealth, comunque molti cominciarono a autodeterminarsi proprio a seguito di accordi. Per l'India, vabbè, ci fu Gandhi, la teoria della non violenza, e alla fine nel 1947 credo si è pervenuti all'indipendenza. Per altri non è stato così semplice. Vediamo l'Algeria. L'Algeria fino al 62 c'è stata una guerra, una lotta armata per raggiungere l'indipendenza dalla Francia, anche il Marocco. Molti paesi dell'Africa subsahariana francofona, diciamo l'Africa francofona, sì, hanno raggiunto l'indipendenza, però poi sono stati legati con il capestro del franco africano e quindi tenuti in povertà praticamente. Per quanto riguarda il Belgio, sì, ci sono stati dei problemi anche lì nel Congo, e l'Angola e il Mozambico fino agli anni 70 credo ci sono state le guerre di indipendenza. In tutte queste paesi del Corno d'Africa, del Mozambico, eccetera, molta influenza l'ha avuta diciamo l'Unione Sovietica, l'allora Unione Sovietica. E in molti paesi c'erano più fronti di liberazione. Uno di ispirazione marxista, leninista, insomma, appoggiato appunto dall'Unione Sovietica, dalla Cina, e un altro invece più capitalistico, diciamo, più
filo occidentale. Quindi sì, le grandi potenze hanno avuto un gioco, una parte nel rendere indipendente, anche perché geograficamente potevano essere anche strategici le posizioni geografiche di determinati territori per il controllo di un determinato area, di una determinata parte degli oceani, eccetera. È chiaro che la Sicilia può offrire la propria posizione. La propria posizione è chiaro, è al centro tra Gibilterra e Suez, quindi dove c'è il transito della maggior parte del traffico commerciale, e proprio per gli interessi nazionali rientrerebbe negli interessi nazionali eventualmente della Sicilia anche non soltanto l'imbocco di Porto Said qui sul Mediterraneo, ma anche Suez, cioè del Corno d'Africa, e quindi sarebbe opportuno, com'è che a Gibuti si affittano delle basi, poter avere un presidio in quella zona, per appunto, lì è zona che ci sono i pirati eccetera, quindi per i propri interessi, le merci che devono arrivare in Sicilia, o le nostre che devono essere trasportate e via. C'è una visione strategica un pochettino in qualche modo alla Erdogan, ma no, cioè alla turca, ecco. Non mi voglio voglio sembrare, ecco. Penso che ogni tanto, insomma, una rinfrescata alle questioni generali per non perdersi troppo nella politichetta un pochino di bottega, insomma, faccia anche bene a noi e possibilmente anche a chi ci ascolta, se effettivamente ritiene che ne valga la pena piuttosto che non farlo. Ciò detto, concludiamo la puntata di oggi. Vediamo appuntamento alla prossima trasmissione. Vi invitiamo sempre a seguire il canale Telegram, la pagina su Facebook, e vi salutiamo alla prossima iniziativa. Arrivederci.